Benvenuti sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come ogni venerdì vi portiamo con noi, vi facciamo vedere i vari lavori che dobbiamo fare durante i vari periodi dell'anno. Come vedete siamo sempre alle prese con la potatura invernale, che è il lavoro che maggiormente ci tiene occupati, come diciamo sempre noi, durante il periodo del riposo vegetativo delle viti, per cui dobbiamo fare i vari lavori di potatura, di stralciatura e di legatura dei nostri vigneti. In questo video però non vi parleremo proprio di questo lavoro, ma vi facciamo vedere alcune situazioni un po' particolari che abbiamo in questo vigneto, quindi riprendiamo magari un vecchio argomento che avevamo trattato, ma facciamo vedere alcuni sviluppi relativi appunto alla gestione dei nostri vigneti. Se vi ricordate, sia questa stagione sia nelle altre annate avevamo fatto alcuni video relativi alla propagazione per margotta o comunque per propaggine dei vigneti. Nei vari video vi abbiamo fatto vedere un po' come facciamo noi, come procediamo noi in questo appunto lavoro di tamponamento, possiamo dire, di quelle che sono le mancanze delle viti, quindi magari se ci sono alcune viti morte, come andiamo un po' a tamponare la situazione. Quindi vi abbiamo fatto vedere un po' la parte tecnica. Oggi in questo video pensavamo di farvi vedere un po' quelli che sono poi i risultati una volta magari attesi uno o più anni. Ecco, questa è una vite che abbiamo fatto, diciamo, germogliare, abbiamo fatto nascere da quest'altra pianta. Ecco, in questo caso volevamo farvi vedere un po' gli sviluppi e la situazione che ci si presenta a distanza di un anno. Infatti questo tralcio è stato interrato l'anno scorso. Come vedete abbiamo la nostra parte interrata che avrà iniziato già a germogliare, quindi a creare le nostre radicole che serviranno poi per far rendere autonoma la nostra nuova pianta. Come vedete questo era il tralcio interrato che sarà stato tagliato a questa altezza l'anno scorso durante la potatura, e durante la stagione estiva, primaverile estiva, ha fatto germogliare appunto questo germoglio che poi si è linificato e è diventato tralcio, fino ovviamente a spingerlo verso nella porzione apicale. Noi in autunno cosa abbiamo fatto? Siamo passati, quando abbiamo fatto il monitoraggio in questo vigneto del mal dell'esca, siamo passati con il forbicione a tagliare le viti che potevano presentare le sintomatologie del mal dell'esca, ma ci portiamo dentro sempre via delle forbici a parte e le utilizziamo per gestire al meglio le nostre nuove piccole viti fatte dalla propaggine della vite madre. Come vi ricordate abbiamo fatto già altri video sul mal dell'esca, anche quest'anno vi parlavamo del fatto che una delle possibili fonti di contagio tra le varie piante, comunque di trasmissione di malattie del complesso del mal dell'esca, e anche a volte l'utilizzo delle forbici che possono portare tra un taglio e l'altro, possono andare a infettare piante che magari non sarebbero infettate. E quindi per questa cosa, dato che noi comunque dobbiamo prenderci cura di questa nuova pianta che avrà sostituito magari una pianta malata o di flavescenza o di mal dell'esca o di altre patologie, insomma cerchiamo di gestire al meglio le nostre nuove nuove leve, possiamo dire, magari con l'utilizzo appunto di forbici un po' dedicate, senza andare poi a contagiarle con altre piante, nel limite ovviamente del possibile. Ecco, ovviamente il mal dell'esca insieme alla flavescenza dorata sono le due problematiche principali che abbiamo in viticoltura e che stanno negli ultimi anni interessando molto i viticoltori. Anche nei video che abbiamo pubblicato nelle varie stagioni, anche quest'anno relativi al mal dell'esca, c'è stato molto interesse, molto anche interazione, tanti commenti dove ci avete scritto un po' le vostre situazioni, come siete messi nelle vostre zone, e alcuni ci avevano chiesto quale fosse la peculiarità determinante di questa malattia, se fosse più causata dalla esposizione, oppure il terreno, oppure il vitigno, oppure fosse più determinante magari appunto la presenza o meno di materiale fortemente organico, quindi una grossa spinta organica da parte del terreno nei confronti della pianta, quindi nutrimento o tante altre cose, ovviamente potature errate, infezioni da parte di lame e possibilmente infette, quindi esposizione dei vigneti. Quindi quale fosse la cosa determinante? Ovviamente si parla tanto di complesso di mal dell'esca proprio per questo motivo, perché non c'è probabilmente una unica spiegazione, un unico motivo che fa portare avanti questa grossa problematica, ma probabilmente un po' un insieme, e alcune zone
e alcuni vitigni e alcuni terreni sono più soggetti rispetto ad altre situazioni, per cui è un po' un insieme che può poi portare ovviamente a grosse problematiche per la viticoltura. Ecco, ovviamente scriveteci sempre, teneteci aggiornati su che tecniche usate voi per combattere questa o comunque convivere con questa problematica, perché effettivamente è un argomento sempre molto sensibile anche per noi come lo è per tutti. Ma adesso andiamo avanti col nostro video, vi facciamo un po' vedere, ecco, cosa abbiamo fatto in autunno. Appunto, come vi abbiamo detto, in autunno cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la selezione del nostro tralcio, cioè noi ci siamo trovati con questo pezzettino che ha prodotto dei germogli, dei tralci, ovviamente, che sono gli inficati. Ne abbiamo selezionato uno e l'abbiamo, vedete, attraverso i nostri laccetti, attraverso il tubetto plastificato, abbiamo legato al nostro e assicurato il nostro tutore. Ecco, diciamo, la parte autunnale avete visto un po' come ci siamo comportati. Ora nella parte invernale cosa andiamo a fare? Una volta che abbiamo un po' tutta la visione della nostra situazione, del nostro vigneto, pur essendo questo un vigneto mediamente grasso, infatti non è presente tanto sasso, ma piuttosto abbiamo diverso materiale argilloso, quindi tende a spingere. Nonostante questo, ecco, noi consigliamo sempre di non avere troppa fretta nell'accrescimento del fusto, per cui noi vedete che abbiamo lasciato un diverso numero di gemme, le quali adesso dovremo andare un po' a gestirle e controllarle. Ecco, per cui per tenerci, diciamo, dalla parte della ragione, non andremo a tenere tutto questo tralcio, perché forse potrebbe andare a, diciamo, non irrobustire troppo il nostro fusto, perché noi in questo momento, diciamo, ci dedichiamo più in una potatura ancora di accrescimento, di allevamento, piuttosto che di produzione, nel senso che questo tralcio noi lo consideriamo ancora una futura pianta, quindi non ci interessa la potatura di produzione per quest'anno, piuttosto la potatura di allevamento. Ecco, detto questo, cosa andiamo a fare? Andiamo a tenere quello che abbiamo più o meno reso verticale e legato, andiamo a tenere una gemma sopra al nostro ultimo legaccio e andiamo a potarla in questo punto. Ecco, una volta aver fatto questa operazione, il lavoro invernale è concluso, nel senso che noi abbiamo il nostro tralcio che è interrato, non abbiamo neanche ancora tagliato, diciamo, il collegamento tra la vite nuova e la vite madre, perché al momento ha ancora bisogno di sostegno. In primavera cosa andremo a fare? Ovviamente andremo a monitorare la nostra pianta, andremo a controllare ovviamente tutta la parte dei germogli durante la scacchiatura, la pulizia delle teste, come sapete, e andremo un po' a controllare. Sicuramente per irrobustirla ulteriormente cosa andremo a fare? Ovviamente noi andremo a giocare di anticipo, lasceremo sicuramente il germoglio che uscirà da questa gemma, il germoglio che uscirà da quest'altra e l'altro germoglio da questo. Da qui in giù andremo ovviamente a ripulirla, perché così l'energia che, diciamo, pompa la pianta andrà distribuita e concentrata nella porzione apicale. Ovviamente le gemme sottostanti non ci interessano, saranno dei polloni che dovremo togliere. Qui invece è una situazione che volevamo farvi vedere, che ovviamente non abbiamo gestito l'anno scorso, ma è stata gestita qualche anno fa. Come potete vedere, questa vite e questa vite non sono altro che le propagini che sono derivate da questa grossa pianta, da questa grossa vite, dalla quale è stato interrato il primo tralcio, come vedete che scende giù, interrato. Una volta emerso è stato pian pianino allevato e qua gestito diciamo in sistema a pergola, ovviamente, e poi da qui è stato allevato questo pollone, è stato poi interrato e poi ha dato origine a quest'altra pianta. Questa situazione ha comportato che si è riusciti a, diciamo, a tamponare questa fallanza, diciamo, a rimpolpare il numero di ceppi di fatto, perché queste non sono altro che delle nuove piante. In questo momento ovviamente dobbiamo ancora andare a potare questo vigneto a pergola, ma come vedete oggi verranno gestite, quest'inverno verranno gestite come delle normalissime piante che, fatto sta, sono state diciamo originati da propagine, ma al momento non hanno nessuna differenza rispetto ad altre piante allevate, diciamo, da barbatelle, quindi acquistate da vivaio. Altra situazione, anche qui abbiamo questa grossa vite che ormai si sta sviluppando nel corso degli anni. Come vedete, una bella vite che occupa, diciamo, con la sua parte vegetativa
possiamo dire un metro buono, ecco, e non è altro che anche in questo caso il frutto della propagazione tramite interramento di questo tralcio che è stato anni fa interrato e oggi di fatto ha dato origine a questa pianta. Come per le piante che abbiamo fatto vedere poco prima, anche in questo caso ormai la stiamo gestendo come una pianta a sé stante, potremmo andare a tagliare tranquillamente anche il collegamento con la vite madre, perché come vedete ormai questa pianta è già autonoma proprio perché il tralcio da cui proveniva è nettamente inferiore come spessore, come diametro, come volume rispetto ormai al fusto che si è creato. Ecco, come avete visto abbiamo fatto vedere un po' come si presentano i lavori che abbiamo fatto negli altri anni rispetto ecco, magari a quei video dove abbiamo fatto vedere come fare questo tipo di propagine, questo tipo di margotta. Ovviamente adesso andremo avanti con le nostre potature, man mano che noi incontriamo dei tralci che potrebbero essere, diciamo, usati per fare questa propagine, noi andiamo a segnare la posizione, poi appena abbiamo un attimo di tempo andiamo a fare appunto questi interramenti in modo tale da procedere un po' con tutti i lavori invernali e arrivare poi al momento del germogliamento con queste nuove piante che possono poi dare origine a una nuova vegetazione, a un nuovo fusto e a una nuova vite. Ecco, quindi proseguiamo con la nostra potatura perché dobbiamo andare avanti appunto nella giornata di oggi. Ovviamente se troviamo altri argomenti oppure se volete scriverci qualche argomento che volete che magari proviamo a sviluppare, ovviamente siamo contenti e vedremo di accontentarvi. Nel frattempo vi diamo appuntamento per venerdì prossimo con una nuova puntata.